giorno presto d'inverno, un uomo senza figli vide tra la brina e la boscaglia sulle rive del Piave un bambino con gli occhi celesti e mongoli insieme ad un vecchio con un falcetto. Aveva la testa grossa coperta da un berretto con pompon, zoccoli alti e una lunga sciarpa con strisce a colori diversi. Non pareva un bambino moderno ed egli, per uno di quegli scherzi di tempo e di luogo che la vita gioca agli uomini per illuderli, in quel bambino vide se stesso 40 anni prima. Attratto dalla luna ancora alta tra la brina e dal bambino, l'uomo si fermò a parlare. Il dialogo si svolse in una luce quasi azzurra, con degli scricchioli, e il vecchio, che si era accorto subito della somiglianza tra i due, incitava continuamente il bambino a rispondere il suo nome e la sua età, ma il bambino rifiutò di aprire bocca e solo alla fine, quando parve non ci fosse più nulla da fare per convincerlo, quasi per scusarsi, e in modo ispirato e sereno come certi esseri molto antichi, improvvisamente sorrise. Venne l'estate e l'uomo rivide il bambino negli stessi luoghi, in una radura di erba appena falciata in mezzo alla boscaglia. Il bambino lo vide, sorrise come allora, ma si nascose subito dietro i mucchi di fieno e, camminando a quattro zampe tra il fieno e l'erba non ancora falciata, scappò via. L'uomo guardò a lungo in quella direzione e ogni tanto vedeva la schiena color miele e la canottiera bianca, ma quando si avvicinò il bambino scomparve nel folto del bosco. Sempre più attratto, l'uomo si informò. Seppe che il bambino era figlio illegittimo di una contadina. Piano piano fece amicizia col vecchio, poi con l'intera famiglia, molto diffidente, piena di situazioni intricate ed irregolari. In queste visite vide il bambino solo di sfuggita, perché scompariva, ma seppe molte cose di lui, per esempio, che temeva di essere rapito, e di notte parlava nel sonno, rivolgendosi a persone dai nomi sconosciuti. Un giorno lo mandò a chiamare per affidargli un lavoretto e gli promise un piccolo stipendio. Si trattava di raschiare con la carta vetrata delle sedie appena tagliate e poi di lucidarle con l'olio. Il bambino lavorò mezz'oretta con molta foga, poi piano, sempre più piano, svogliatamente, finché smise. Alle domande dell'uomo non rispose e appena questi entrò in casa scomparve. Da quel giorno cominciò ad aggirarsi intorno alla casa, pronunciò qualche parola, anzi qualche monosillabo, ma questo bastò perché l'uomo riconoscesse nella voce del bambino il timbro della sua. La stessa notte in cui udì la voce del bambino ci fu un temporale molto forte che egli non udì dal profondo del sonno. Sognava il bambino in bermudas scozzesi e canottiera bianca che camminava sull'acqua. Poiché il bambino non si decideva a dire qualcosa di più del sì e del no, l'uomo si serviva del nonno e della madre come mediatori ed interpreti per conversazioni un poco più lunghe. Attraverso di loro non soltanto gli mandava a dire le cose, ma gli faceva racconti dei suoi viaggi. Visto che il bambino era interessato ai viaggi, non conosceva che i luoghi dove era nato e dove viveva, gli venne in mente di portarlo in gita a Venezia e attraverso gli ambasciatori gli comunicò la sua intenzione. Il bambino fece rispondere all'uomo che sarebbe andato, ma con il costume per fare il bagno nel mare, nonostante il divieto della madre, altrimenti niente. Partirono sabato mattina. Alla sera il bambino aveva qualche linea di febbre e al mattino si svegliò alle 5. E arrivarono con l'auto fino all'aeroporto di Venezia, dove gli aspettava un motoscafo. Il bambino guardò i grossi jet arrivare e partire da quell'estremo lembo di terra, ma non disse una parola. Nel motoscafo si aggrappò ai bordi e guardò con il collo teso le due grandi ali d'acque che si aprivano ai lati dello scafo in corsa, finché
ebbe tremiti sempre più forti e si rivolse all'uomo con il suo sorriso onnisciente in silenzio. L'uomo gli chiese se aveva freddo ed egli rispose: un poco. Era la prima parola. L'uomo lo coprì con la sua giacca, lo tenne stretto a sé e il bambino di tanto in tanto lo guardava con l'angolo delle tenere labbra rivolto all'insù. Scesero al lido, si camminarono nel viale alberato in direzione della spiaggia. Da un fornaio comperarono pane fresco e 2 fette di torta sfoglia con mele, poi passarono dal salumiere per riempire i panini di prosciutto. Quindi il bambino tirò l'uomo per la giacca e disse: le patatine fritte! L'uomo ne comperò 2 sacchetti, misero tutto in una piccola sporta di plastica e si avviarono alla spiaggia, dove l'uomo affittò una cabina in prima fila con un lettino e una sedia a sdraio. Si spogliarono, andarono a fare una passeggiata sulla diga tra i bagnanti nella sabbia. L'uomo osservò che il bambino aveva spalle e schiena magre, con il segno della canottiera, gambe rotonde, uniformi come 2 paletti, grossi piedi con dita grosse. Si muoveva in modo un po' ondulante, come gli animali giovani che si orientano col fiuto, e tuttavia, come toccato da una grazia lontana, annunciava ogni movimento imprevisto, come buttarsi di colpo nella sabbia sulle ginocchia, con quel sorriso lento, lungo e diretto verso l'orizzonte. Giunti sulla diga su cui sventolavano grandi bandiere azzurre, l'uomo raccomandò al bambino di tenersi ben stretto alla fune mentre lui nuotava e si gettò dal trampolino con un po' di vanità, pensando, chissà perché, che questo avrebbe fatto piacere al bambino. Dall'alto il bambino lo guardava e lo seguì finché giunse a riva. Qui l'uomo, vergognandosi di quel tuffo, propose al bambino di fare anche lui il bagno, ma il bambino disse di no. Poi, un poco alla volta, entrò nell'acqua, ma non andò oltre il polpaccio. L'uomo lo incitava ad immergersi tutto di colpo, indicandogli altri bambini molto più piccoli di lui che lo facevano, ma il piccolo sembrava mancare il fiato e le spalle gli si facevano più magre in quei momenti. Allora ripresero a camminare sulla spiaggia chiacchierando. L'uomo gli spiegò l'uso del salvagente e si fermarono a una barca di bagnini che vendevano conchiglie piccole e grandi da diversi prezzi. L'uomo ne appoggiò alcune all'orecchio del bambino e gli fece sentire il rumore del mare, più forte quanto più grande era la conchiglia. Poi gli chiese se ne voleva una. Il bambino ci pensò un po', poi rispose di sì e indicò la conchiglia più grande. E come ripetendo parole non sue, l'uomo spiegò che quella costava troppo cara e ripresero a passeggiare sulla spiaggia. Il bambino disse improvvisamente: si potrebbe avere un salvagente? Ti piacerebbe un salvagente? Domandò l'uomo, e poiché il bambino rispose di sì, disse che lo avrebbe comprato, ma intanto lo chiese in prestito a una signora vicina di capanna, molto gentile, e con molti bambini piccolissimi in accappatoi azzurri con le iniziali. Tornarono in acqua con il salvagente e l'uomo portò il bambino fino a un punto in cui non avrebbe potuto toccare. Il bambino tremava di paura e di freddo. Diceva, battendo i denti: ho paura, ho freddo, ho freddo. Ma rideva. L'uomo non l'aveva mai visto ridere. Si teneva aggrappato alle mani dell'uomo che gli insegnava a tenere le gambe allungate sull'acqua e a battere i piedi, e questi sentiva le piccole mani tutte tese, strettissime, tremanti nelle sue. Torniamo indietro, disse il bambino battendo i denti, ma quando tornarono verso riva si fermò a galleggiare e a far fischiare il salvagente a forma di oca. Era l'una. Tirarono fuori i panini dai sacchetti e mangiarono. L'uomo osservò che il bambino accostava la testa e la bocca al pane più che il pane alla bocca e si guardava intorno come per nascondere il cibo in l'atto del mangiare. Quando mangiò il primo boccone di torta di mele, disse seriamente: buonissima,
Poi domandò: «E il gelato?» «Il gelato quando saremo a Venezia più tardi. Ora hai appena mangiato e può farti male», disse l'uomo, ripetendo esattamente parole che gli erano state dette in quello stesso luogo molti anni prima. Passò un po' di tempo e 2 o 3 volte il bambino domandò: «E il gelato?» E l'uomo rispose ancora la stessa frase, poi si addormentò. A brevi intervalli si svegliava preoccupato che non fosse andato in acqua o in luoghi pericolosi, ma lo vedeva lì intorno che si aggirava a qualche metro dal lettino e tornava a dormire. Si svegliò alle 4. Si rivestirono, ringraziarono la signora per il salvagente, percorsero il viale. Il bambino guardava i tabelloni con le immagini dipinti dei vari gelati e cassate e appena in tempo si imbarcarono nel vapore per Venezia. Nella terrazza superiore, all'ombra, il bambino disse: «Qui sì che si sta freschi». Poi vide un transatlantico greco e disse: «Maria Vergine, non finisce mai!» Appena sbarcati a Venezia, l'uomo mostrò al bambino il ponte dei sospiri, gli indicò le grosse sbarre dei piombi, gli raccontò della fuga di Giacomo Casanova da quelle carceri, lo alzò sul parapetto di un altro ponte perché vedesse le gondole e gli spiegò che in quella città non c'erano né auto, né moto, né biciclette. Bisognava andare in barca o a piedi. Il bambino ascoltava e stringeva nelle mani il fagottino umido dei costumi da bagno. Entrarono nella chiesa di San Marco e l'uomo spiegò: «Vedi il pavimento fatto a onde? È così perché sotto ci sono le onde del mare». Salirono sul campanile. L'uomo indicò il bacino di San Marco al sole. Proprio in quel momento entrava tra i bagliori una petroliera giapponese, bianchissima, la bandiera col disco rosso in campo bianco al vento. Poi l'uomo mostrò al bambino i mori che battevano le ore col martello sulla grande campana. Scesi dal campanile e il bambino domandò: «Si potrebbe avere una macchina fotografica?» L'uomo spiegò che costava troppo. Ma il bambino si precipitò verso un banchettino di souvenir indicando la macchina fotografica, un oggettino di plastica da 200 lire che scattava all'interno minuscole vedute di Venezia a colori. L'uomo si vergognò e la comprò. Poi sedettero al caffè Florian, ordinarono il gelato, una coppa d'argento con una palla di crema, una di cioccolato e una di pistacchio. Il bambino disse 2 volte, una per la piazza e l'altra per il gelato: «Bellissima e buonissimo». Poi, finito il gelato, domandò: «Si potrebbe avere il grano turco per i colombi?» E l'uomo, che ancora si vergognava senza sua colpa per la macchina fotografica di poco prima, gli chiese se gli sarebbe piaciuta la fotografia. Posarono insieme con i colombi svolazzanti nelle mani. L'uomo un po' accigliato per il sole negli occhi, come allora. Il bambino con la piccola bocca, gli occhi celesti a mandorla ridenti come chi, senza saperlo, conosce degli uomini il destino.